prova il prelibato fungo fino alla tavola, il tartufo bianco o nero è spesso abbinato come condimento di pasta, riso o come abbinamento in prati o secondi piatti. Ma in estate il tartufo dà sapore a gelato e carapigna e così ad un gelatiere e ad un carapigniere, sardi entrambi, è venuta l'idea del gelato e la carapigna al tartufo. L'idea nasce da creare una crema con un passito abbinato appunto al tartufo, ma sempre mantenendo quella che è la delicatezza di un gelato dolce. Novità gastronomica mantenendo le antiche tradizioni, come nel caso della carapigna. In pratica all'interno di un barile mettiamo del ghiaccio e del sale, immersa all'interno una sorbetiera e all'interno della sorbetiera il contenuto che deve essere fatto gelare. In questo caso la base di miscela per la carapigna. Il gelato al tartufo diventa anche un veicolo di promozione per la produzione tartufaia sarda. Noi siamo impegnati nella promozione e nella diffusione dell'utilizzo del tartufo sardo come nuovo prodotto della Sardegna che può entrare a titolo nelle paniere dei prodotti d'élite della Sardegna.